Noi siamo una lista civica e trasversale. Per trasversalità intendiamo fare gli interessi di tutti i cittadini. Noi abbiamo idee concrete su come risollevare il nostro territorio. Domenica prossima si vota per i ballottaggi. A Mira a sfidare il candidato del centro-sinistra per la carica di sindaco sarà Antonella Trevisan, candidata del centro-destra, sostenuta anche dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Non possiamo permetterci di tornare indietro, di tornare ai vecchi partiti che hanno portato Mira allo stato attuale. Mira ha già dimostrato di essere una città coraggiosa e di essere andata già controcorrente quando è stata chiamata ad esserlo. Deve continuare ad essere coraggiosa. Del suo avversario Trevisan dice: Marco Dori è sicuramente un bravo ragazzo. Io penso che Dori sia un paravento del PD. Dietro di lui ci sono tutti i vecchi partiti che hanno governato 7-8 anni fa e che hanno portato Mira allo stato attuale, quindi a un degrado assoluto. Un voto a Antonella Trevisan per cambiare pagina e anche genere. Come donna mi sono conquistata autonomia e indipendenza come hanno fatto altre giovani donne. Mira in questo momento è chiamata ad essere coraggiosa e donna. Dobbiamo farlo per i nostri bambini ed è ora di farlo adesso.